rappresentano un po' la poesia della vita, perché oltre a farmi impiegare un po' di tempo, danno pure quella serenità, quella tranquillità di spirito. E poi scusate, chi altro mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io con lo stesso zelo? Capirete che dovendo servire me stesso non trascuro nessun dettaglio della tradizione. Per esempio, adesso sul becco, lo vedete il becco? No, professore, chi sto becco? Guardate a me, sul becco della caffettina. Io ci metto questo coppitello di latte, così vedete professore, un po' sembra niente, invece è importante, perché il fumo denso del primo caffè, che poi è il più carico, non si disperde e rimane dentro per preparare l'ambiente. Oppure questo è un altro piccolo trucchetto, ve lo insegno io, sulla parte interna della capsula a bucherellata, no davanti, voi mettete un caffè, poi girate, capovolgete la macchinetta dove dovete versare l'acqua che per raggiungere le giuste calorie deve bollire 3-4 minuti. Sulla parte interna, sentite questo, io ci metto un mezzo cucchiaino di polvere appena macinato, di modo che l'acqua in pieno bollore già si aromatizza e il caffè viene molto meglio. È una grande soddisfazione. Ed evito pure di pigliarmi comodo, professore, perché se per una dannata ipotesi, per una manovra errata, si mischia o pizzi coppe o pizzi sotto, insomma si mischia caffè e poi se il caffè viene una zozza autentica, non pigliandola con nessuno, che faccio preparare io stesso, me lo piglio, mi convinco che è buona roba. Professore, voi pure vi divertite, io vi vedo la mattina presto con i giornali, mentre innaffiate le piante, signore. Proprio le stesse abitudini. State servito, professore? Lo zucchero lo metto prima. Ma questo non è caffè, questo è cioccolato. Guardate, con la mezza tazzina la conservo per dopo, tra una sigaretta e l'altra. Guardate quanto poco ci vuole per far felice uno, fa un po' di regime. Una mezza tazzina di caffè presa qua tranquillamente, all'aria fresca, uno scambio 4 chiacchiere con una persona simpatica come voi. No, questo è un facilone, voi siete simpaticissimi, ma soprattutto siete molto intelligenti e parlo volentieri con voi. No, non ho capito, questo. No, niente, questo non ho mai creduto a questo genere di cose, se no non ci sarei mica venuto ad abitare, non va? Sì. No, capisco, ma ci devo dire una parola, pure a me, parlate solo voi, scusate. Io non metto in dubbio quello che voi mi dite di vedere sul cornicione, sul balcone, ma in questa casa posso dire che regna la vera armonia. Anzi, da quando sono venuto ad abitare qua le mie cose si sono aggiustate. Posso dire che questa casa mi ha portato fortuna, ma fantasmi come fantasmi, professore, è proprio il caso di dirlo, neanche l'ombra. Io il giornale. È Raffaele, sì. Sì, mi ha portato il giornale. Ci vediamo dopo, permettete, professore.